La piena del Brenta è passata durante la notte, ma ha lasciato segni evidenti sulle case che ne rappresentano la sponda all'altezza del centro storico di Bassano. I primi rilievi parlano di una quota massima di 3,16 m, poi il livello è sceso lentamente di una spanna, assestandosi a livelli di sicurezza. Questa situazione però ha comportato la chiusura del Ponte degli Alpini, che in mattinata si presenta ancora off limits per i pedoni. Lo stop, scattato nel pieno dell'emergenza maltempo, è proseguito per tutta la notte e il ponte verrà riaperto al pubblico solamente quando il livello del Brenta tornerà al di sotto dei 2,70 m. Molti, fra turisti e residenti, si sono trovati di fronte al semaforo rosso sulla sponda Angarano dell'antico ponte bassanese e hanno dovuto mettersi l'anima in pace e raggiungere il ponte nuovo per arrivare in centro storico. La situazione è quindi sotto controllo, almeno per il momento. A far paura sono però le nuove precipitazioni previste per le prossime ore, dato che una nuova perturbazione è destinata a sfogarsi sui rilievi del Bassanese e sulla Pedemontana, con tutte le conseguenze del caso per il rischio idrogeologico. Il limite della neve è previsto in innalzamento fino ai 1800 metri e c'è da capire se questo dettaglio possa influire in modo positivo o negativo sull'afflusso delle precipitazioni nella rete fluviale della pianura.